Carrara di Pistoia per l'8ª giornata della Serie A Unipol 2024-2025, Estra Pistoia Dolomite Energia Trentino. La tripla a segno per Anthony Lamb, buona applicazione difensiva di Cale che rimane però dietro al blocco, l'assist per Creston. Cale, la tripla dall'angolo sbagliata, laterale, può correre ancora Pistoia, il passaggio schiacciato per Rowan, appoggio al canestro. Cilic, il pallone perso nella gestione con Creston e la schiacciata in contropiede. E si cerca Cilic in post basso, buono lo scarico, buon movimento di palla da parte di Pistoia, la tripla di Creston. Ellis che riceve, va a sfiorare la schiena di Maugwe, forse perde anche per un attimo la visuale giusta, palla recuperata da Pistoia e l'affondo in contropiede di Elijah Childs per il +8 dell'Estra. La tripla dalla parte opposta di Childs. Lamb, Cale, la tripla frontale a segno per Cale che ha 3 su 4 da 3 punti e in un attimo Trento rientra dal -10. Blocco che non arriva, sta per effettuarlo Bayer però per liberare Lamb che scarica proprio per Bayer, pick and roll perfetto. Bayer non riesce a consegnare a Cale, c'è il gioco di pick and roll attaccando il canestro da parte di Jordan Bayer. I mean, we just gotta stay tough, man. Against a team like this, yeah, you lose concentration for a few possessions and you're down 15. So we just gotta be ready. We gotta match their energy and their toughness. C'è il duello Creston-Cale in allontanamento, Semajay Creston. Momento offensivo che porta Rowan a liberarsi perché era rimasto dall'altro lato. C'è la difesa di Trento che cerca di braccare Forrest, la palla però arriva girando bene per Rowan, la tripla da lontanissimo, ancora un errore, pallone vagante recuperato in qualche modo, Ford, tripla a segno. Ford, tripla da lontanissimo. Rowan battuto da Ford, Forrai non riesce ad andare al tiro a 3 punti, chiuso da Creston, insieme gancio destro in corsa di Toto Forrai. Lo scarico per Ford, fuori Lamb, gioca sul piede perno, difficoltà contro Childs che alla fine lo stoppa, Lamb recupera la palla e riesce a appoggiarla. Lo scarico in angolo, Ford prende, tira da 3 punti, 5 su 8 per Ford. Si vuole liberare Creston, eccolo che lo scarico per Cilic, la tripla a segno! E l'ultimo possesso adesso per Pistoia, Creston. Lo scarico per Childs, l'1 contro 1 ma perde palla su Lamb che va poi a recuperare il pallone. Lamb in lunetta, buono il primo, sono 3 punti di vantaggio, rimbalzo che non c'è, +4 per Trento, vittoria ancora per Trento che chiude alla sosta imbattuta. Yeah, it's been an amazing environment. The fans here are unbelievable.
Super hard fought. They played amazing, but we were able to finish the game strong, execute. We learned from our mistakes from the past game, and God allowed the ball to bounce in our favor, so I'm very grateful.